Guerra e veleni del Partito Democratico alle prese con le primarie, 10 giorni alle presentazioni delle candidature del partito è lacerato da botte e risposte che rischiano di lasciare il segno. È stata una guerra tutta interna al Partito Democratico per impedire che le primarie vengano ad essere realizzate. Per il segretario regionale del Partito Democratico Roger Domenech tutto sarebbe in linea, definiti i criteri per il voto delle primarie soprattutto nei tempi adeguati e poi aggiunge. Credo anche che ci possa essere spazio per tutti e per una contesa a rialzo e non una guerra per bande dentro il partito, cosa che io non voglio assolutamente che succeda. Per la senatrice Puppato di fatto ci sarebbero state azioni affinché uno dei candidati alle primarie, la deputata Simonetta Rubinato, desistesse attraverso la proposta di un ruolo nella futura giunta o attraverso cavilli tecnici come la raccolta di ben 4.000 firme da presentare entro il 14 di novembre. Numero rilevante anche per la deputata Floriana Casellato. Beh, sono un po' tante, però diventa un modo anche quello per fare campagna elettorale. Una campagna, una guerra tutta intestina, continua la senatrice Puppato, che sembra scatenata ad arte. Si è peraltro scatenata un continuo quotidiano modo di premiare l'unica candidata possibile come nessun'altra. Polemiche pre-primarie nella dialettica di un partito, anche se lo stesso segretario veneto del PD Roger Domenech stigmatizza. Che oggi uno degli sport principali è quella di, per conquistare un titolo sul giornale, quella di cercare di fare polemica. Da qui al 14 dicembre, data per le primarie vere e proprie, ce n'è di tempo e di attacchi e frecciate potrebbero essercene ancora. Forse la soluzione migliore poteva essere quella sostenuta da sempre dalla deputata Casellato. Pensavo che non fosse il caso di farle le primarie. Un gruppo dirigente si assumeva la responsabilità di scegliere e di decidere. È un gruppo dirigente legittimato dal Congresso.